L'ultimo scherzetto di Leao. Ce l'ha fatta perché lo sapete, no? Il mio rapporto con Leao. E niente, va al Galatasaray, il che significa che il Galatasaray non si prende Lang, il che significa che il Napoli non può fare l'ultimo acquisto di mercato, a meno che... Ma ne parliamo perché ho scoperto una cosa che secondo me è un po' più di un indizio. Cominciamo! Allora, amici benini, bentornati. Io, insomma, ieri, quando metto Voltemade nel titolo e vi spiego nel video di ieri che mi sembra una boutade o una velina o comunque una cosa poco credibile, per una serie di motivi anche pratici, insomma, non mi spiegavo il perché il Newcastle dovrebbe darti in prestito un giocatore che ha preso 80 milioni, ma mettiamo il caso che io sbaglio che il Napoli veramente ci ha provato, perché tutti si sono messi subito dopo Fabrizio Romano a confermare, abbiamo avuto conferme, abbiamo controllato, il Napoli veramente vuole prendere Voltemade in prestito. Ok, qui una punta molto particolare, anche perché è bello alto, però è uno tecnico, è uno che ha caratteristiche molto diverse rispetto ad Højlund e rispetto a Lucca e rispetto a Giovane, e Giovane metteteci un puntino perché ne dobbiamo parlare. Quindi, a quanto stiamo capendo, se ci mettiamo anche Guiu, il Napoli una punta la stava cercando ed era disposto a sacrificare Lang, che è uno degli esterni, per aggiungere una punta per Allegri. Di solito quando succede queste cose nel finale del mercato vuol dire che il tuo allenatore forse te l'ha chiesto per la possibilità di cambiare modulo, magari di andare a due punte o semplicemente per poter mettere più gol nelle gambe di questa squadra. Però questa operazione era legata a prescindere alle uscite, perché noi la lista la sappiamo bene, quindi io vi ringrazio perché voi della community la sapevate già. Quelli invece nuovi, benvenuti, bentornati. Io sono Valerio Fluido, non amo Leao e vi faccio vedere le liste ad ogni video. Potete iscrivervi al canale, guardate, io clicco e mi sposto da quest'altra parte dove la lista prende una forma molto più definitiva e chiara per quello che può succedere o no, perché siamo al 28 di agosto, mancano 3 giorni e il Napoli ha sistemato Foloruncio. Ho visto Foloruncio in macchina che va verso il Monza, lo stesso Ngonghe, Shedira all'Avellino, si parla del Malaga per Cajuste, su Lindstrom io mi tengo sempre aperto il Bromby, però non se ne parla più. Voltemade sta qua come Zeballos, come Musso, come Gatti, come Martinelli, come Gabriel Jesus, come Guiu, che attenzione è nella lista degli Under 22, quindi in teoria se il Napoli vuole farlo, se Allegri si impunta, se il Napoli ha il sentore che serva qualcosa di più in attacco, il Napoli può farlo. È solo una questione di andare dal Chelsea, gli dai quello che vuole il Chelsea, puoi mettere, perché il giocatore non ti occupa posto in liste. Occhio, teniamo questo presente. Niente Leoni, niente Fortini, va benissimo. Il Napoli ha comprato Favasuli, che è un under. Il Napoli ha comprato in prestito Badiashile. Per mettere Badiashile qui, nella lista dei 17, abbiamo dovuto spostare Mazzocchi fuori lista. Quindi il Napoli in questo momento ha questa rosa a disposizione: il vivaio Italia, il vivaio Napoli e questa rosa qui. Occhio a quelli che sono in giallino, perché erano quelli che secondo me potevano uscire per far spazio a un altro giocatore che poteva essere utile per Allegri. Però se è vero che Neres forse il mercato internazionale non si fida molto di Neres, perché evidentemente gli infortuni, non è stato spiegato neanche bene quello che ha avuto, ce lo siamo portati in panchina, ma se non fai giocare uno come Neres, che è un titolare assoluto e che fa la differenza in Serie A, vuol dire che non sta bene. Quindi evidentemente non si fidano, non arrivano offerte per Neres. Lucca, lì la situazione è un pochino più spinosa, perché secondo me qualche squadra si potrebbe anche interessare a Lucca, però Lucca ha appena avuto un bambino e secondo me accarezza l'idea di fare il vice Højlund, perché l'anno scorso sono il vice Lukaku, si fa male Lukaku, puntano su di me. No, il Napoli prende Højlund e Lucca un calo proprio di mentalità. Cercare di non so, dovrò cercare di dare tutte le mie, e non riesce a lavorare come si deve. Magari quest'anno parla con Allegri, dice no, io mi fido di te, non ti preoccupare.
anche l'arrivo di un Guiu, anche l'arrivo di un Voltemade avrebbe dato una mazzata definitiva a Lucca. Però in questo momento abbiamo Højlund, Lucca e Giovane. Giovane, seconda punta, che può fare, si può adattare a fare l'esterno con caratteristiche molto diverse rispetto agli altri esterni, però Giovane non entra. Quindi teniamo presente anche la partita contro il Genoa, Lucca è entrato, Giovane no. Ora è importantissimo capire questi giocatori qua, perché io mi sono tolto uno sfizio, visto che era rimasta libera la numero 9, che è una maglia, non è una maglia qualunque, è il tuo bomber. Allora, io capisco che Højlund viene a fine mercato, prende la prima maglia libera, prende la 19, magari resta affezionato e conferma la sua 19. Viene venduto Lukaku, Lucca non prende la numero 9, Lucca prende la numero 20 di Elmas e non può cambiare numero perché ha già cominciato il campionato con la numero 20 e non si dovrebbe poter fare. Quindi il Napoli resta con la numero 9 libera, che ci fa anche come tifosi, dice forse sta arrivando Gabriel Jesus che si prende la numero 9, forse il Napoli dalla numero 9 a Voltemade, forse c'è un'altra punta che può prendere la numero 9. Se non arriva, il Napoli resta con la numero 9 aperta, il che non è un problema. Però vado sul sito del Napoli, sai, quando vuoi comprare la maglia autentica, originale, c'è la personalizzazione. Quando clicchi sulla personalizzazione puoi scegliere un giocatore e lì c'è la lista dei numeri che dovrebbero essere ufficiali, ufficializzati. Mancano dei giocatori specifici. Manca la numero 3, che lasciata libera da Gutierrez non l'ha presa Favasuli perché prende la numero 2. E va bene, la numero 3 la potrebbe prendere Marianucci, anche se sappiamo che potrebbe prendere la 35, la lasciamo lì. Ovviamente manca la 10, non c'è dubbio. Però poverino, manca anche la 16 di Rafa Marin, che ha cominciato la stagione da titolare. E non si può scegliere. Perché non si può scegliere? Perché io non posso essere un tifoso del Napoli che vuole la maglia di Rafa Marin numero 16. Non si può scegliere. Mettiamolo da parte. Manca la numero 20 di Lucca. Perché non mi posso essere affezionato magari perché ha fatto un buon precampionato, io credo in Lucca, non me la posso comprare. No, dovrei fare la personalizzazione manuale scrivendo il numero che voglio, il nome che voglio, non c'è. Oltretutto manca la 70 di Lang, oltre a mancare poi manca il nome proprio di Marianucci e manca Garofalo che in panchina ci è andato con la 47. Vabbè, uno della primavera, non mettiamo tutti primavera, va bene. Però manca anche Lang e allora sembrano questi giocatori che mancano sul sito ufficiale del Napoli quelli che forse il Napoli poteva pensare di vendere in questa sessione di mercato, e quindi non do la possibilità a un tifoso di comprarsi un giocatore, la maglia di un giocatore che sto per vendere, perché poi che fa? E gli dice vabbè, potrebbe essere una maglia di grande valore, oppure un tifoso potrebbe dire me la devi rimborsare perché io ho comprato questo giocatore e tu te lo sei venduto. Sono curiosità che metto sul piatto, però vi renderete conto che viste gli ultimi rumors, viste le ultime situazioni di mercato, questi erano i giocatori che potevano uscire. Ovviamente Rafa Marin in questo momento è difficile da spostare perché abbiamo messo la scommessa Badiashile, perché infortunato Marianucci e Buongiorno, non ti puoi togliere un difensore che parte titolare ad oggi. L'idea di vendere Lang era concreta, però dipendeva da molti incastri. L'Aston Villa era su Leao fino a poche ore fa, questo avrebbe potuto spingere il Galatasaray a puntare su Lang, ma le ultime notizie è arrivato l'Here We Go di Leao al Galatasaray e quindi l'Aston Villa in 2 minuti va a prendere Mbaye dal Paris Saint-Germain. Di conseguenza Lang resta qui, a meno che non si svegli di nuovo l'Ajax o qualche altra squadra last minute, e allora il Napoli poi last minute può andare a riversarsi su quell'attaccante di cui sopra. Io vi dirò, ci spostiamo così voi potete lasciare un like questa situazione. Io vi dirò, se prendiamo Guiu, a me il profilo non dispiace affatto, però essendo giovane ha senso per lui e ha senso per noi che lo mandi a giocare. Lasciarlo come sostituto di Højlund diventa difficile e ammazzi anche Lucca se poi diventa lui il primo panchinaro. Un giocatore come profilo, ripeto, mi piace, si avvicina a quel Gonzalo Garcia di cui vi ho parlato in tempi non sospetti e che in Premier è già 2 gol in 2 partite. Però sarebbe importante non dare alibi ad Allegri, che non barca
non abbaia come abbaiava Conte rispetto alle difficoltà di mercato, ma se lui ti chiede una cosa, perché poi vai a guardare la situazione del Milan dell'anno scorso e lui ha avuto grosse difficoltà in attacco, dovendo adattare lo stesso Leao prima punta, lo stesso Pulisic, poi è arrivato Fulkrug che può essere comparabile a un Lucca, Jimenez molto infortunato, lo stesso Nkunku adattato, insomma sono delle pisciatelle. Sembra quasi che sai, poco. Allora, se Allegri ti ha chiesto un attaccante glielo devi dare, ma siamo agli sgoccioli, quindi adesso il Napoli può fare solo di necessità virtù, se si muove qualcosa, se si sveglia qualche squadra, altrimenti l'unica nostra salvezza è Guiu, o meglio un under. Pare che l'anga ha messo pure il like sul post di Fabrizio Romano di Leao, che poi ha scelto una foto meravigliosa di Leao che va al Galatasaray. C'è il like di Noah Lang che ha anche ripostato il cammino del Napoli in Champions, quindi secondo me lui sta bene qua, se le vuole giocare le sue chance di essere il vice Alisson e di smezzarsi i minuti col brasiliano. Non vorrei però che alla fine entrambi poi vengano sacrificati all'altare di un 3-5-2 che ad un certo punto si potrebbe dover fare, e quindi li vediamo molto arretrati, dover fare tanti metri. Non lo abbiamo visto nella prima partita, lo abbiamo visto però in alcune partite del precampionato. Restiamo in attesa, perché il problema, ricordate, non è mai il modulo ma il piano gara. Se tu hai un giocatore molto offensivo, legacy Diao esterno quinto con Fabregas nel Como, e allora lì è una scelta offensiva, non è una scelta conservativa, però lì sai che il Como tiene il pallone e tu hai una freccia in più al tuo arco, non un giocatore difensivo, quindi questo è molto interessante. E ci rileghiamo a quella che sarà la partita di domenica, dove Fabregas ha già parlato e Fabregas sta diventando un po' Guardiola, anche nelle dichiarazioni ha detto che lui gli piacerebbe che il Como diventasse come il Napoli. Le riflessioni è che molti tifosi del Napoli vorrebbero che il Napoli diventasse come il Como, nel senso che stanno mettendo soldi propri per ristrutturare lo stadio, anche accettando multe, perché il fatturato del Como siamo intorno ai 50 milioni, non potrebbero spendere, già solo Nico Paz non te lo puoi comprare, e invece il presidente del Como ha detto: se ci dovete multare multateci, noi stiamo facendo il progresso, il processo di crescita, e in questo progresso dobbiamo avere dei giocatori forti, altrimenti che senso ha? Però ci rileghiamo domani alle domande, perché domani parlerà Allegri e faremo un'analisi tattica di quella che può essere una partita molto interessante, e capiremo se il Napoli vorrà rispondere colpo su colpo col Como, un po' tieni la palla tu, un po' abbiamo la palla noi, oppure se li aspetteremo e cercheremo di colpirli in contropiede, così come ha fatto il Milan di Allegri l'anno scorso con successo. Se non avete lasciato il like, lo lasciate adesso, perché ho trovato una bellissima foto che non descrivo nemmeno, la guardate, appare e voi lasciate il like in automatico. Da New York, Valerio Fluido è tutto, grazie per l'ascolto, per la pazienza, e se volete la maglia di Luca, secondo me Luca potrebbe anche offendersi tantissimo di non essere stato messo sul sito ufficiale e chiedere magari la cessione.